Ora vedete le immagini C'è di un spalle mare vincula, e membraresque accompagniamo con perditas, la nostra preghiera et ut et il gesto che verrà compiuto. I portoni della Basilica del Santo si aprono alla città e al mondo per chiedere l'intercessione di Antonio per far cessare la pandemia. Un momento storico, una benedizione che mai prima d'ora era stata fatta, che le nostre telecamere hanno trasmesso in diretta. Il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, al termine della messa e dopo la recita della tredicina, è uscito sulla soglia del sagrato, sollevando il prezioso reliquiario contenente i frammenti di un dito della mano destra del taumaturgo portoghese. A quanti in ogni parte del mondo invocano con fiducia l'intercessione del Santo, conceda di essere saldi nella fede, fiduciosi nella speranza e liberati da ogni pericolo, siano perseveranti nella carità. Amen. Vicino alla statua del Santo, che esce dalla Basilica solo il 13 giugno, padre Svanera ha recitato la preghiera a Sant'Antonio nel tempo dell'epidemia, composta dai frati della Basilica. È stato scelto martedì per impartire la benedizione e la grazia della cessazione della pandemia, in quanto è tradizionalmente il giorno della devozione antoniana. I morbi cessano, cessa il dolore, ove tu vigili pianto non è,